90 anni portati benissimo, sono quelli del Trenino di Casella, la ferrovia a scartamento ridotto che dal 1929 collega il cuore di Genova, Piazza Manin, con l'Alta Valle Scrivia. Più di 24 km di strada ferrata che si arrampica sui versanti delle colline di Tre Vallate e che attraversa 4 comuni, Genova appunto e poi Sant'Olcese, Serraricò e Casella. Doveva avere un grande sviluppo la ferrovia Genova-Casella, arrivare fino a Piacenza. Purtroppo arrivati a Casella la linea è terminata lì e non è andata oltre. La ferrovia oggi è gestita da AMT e curata dai volontari dell'Associazione Amici della Ferrovia Genova-Casella. 90 anni di storia festeggiati con 1 o 2 giorni in cui si sono rivissuti gli anni d'oro della ferrovia, ormai una delle poche con queste caratteristiche ancora attive in Italia. In questo momento sto dando trazione al treno, quindi ho la leva, diciamo, chiamiamola dell'acceleratore, ecco. Qui il senso di marcia. Questa qua è la frenatura d'aria, questa qua è la leva invece della velocità impostata. Tante le persone che sono salite a bordo nei diversi viaggi organizzati per l'occasione, un intero territorio in festa. L'arrivo del collegamento negli anni 30 cambiò in meglio la vita di un territorio. Prima raggiungere il capoluogo era molto complesso, a bordo delle carrozze del trenino è stato molto più facile. Per questo alla festa per i 90 anni si sono unite tutte le località toccate. Tra queste Costa San Pietro di Pino che domenica prossima, 8 settembre, festeggia il patrono San Terenziano. Qui è stato presentato un libro e allestita una mostra con la storia del trenino. Qui, con una celebrazione eucaristica, è stato ricordato il cardinale Boetto in visita pastorale proprio nei giorni dell'inaugurazione della ferrovia. Quando fu inaugurato il trenino, il cardinale Boetto discese sulla stazione qui sopra il paese e venne in visita pastorale, quindi abbiamo colto questo aggancio per far conoscere un po' la nostra comunità parrocchiale e abbiamo anche pensato di allestire una mostra fotografica che ci ricorda un po' com'era il paese negli anni andati e in particolare anche mostrare la produzione di un sacerdote che è rimasto a Pino per più di 50 anni, che aveva l'hobby della fotografia, quindi molte delle foto che noi vediamo nella mostra sono proprio opera sua. Valli, per ville e fiorie, e chi canta, chi sogna e crie, fila o treni. Che chi canta e chi sogna e crie, fila o treni.